che intanto ringraziarvi, la prima cosa, per la vostra presenza, per aver voluto condividere con noi, con la città di Cagliari, questo appuntamento che quest'anno come dire, assume un valore ancora più importante, perché annualmente da qualche tempo in questo spazio così prestigioso della nostra città, nella casa del comune di Cagliari, ospitiamo le esperienze dei canti della nostra terra, tutta quella radice, quel patrimonio, quella ricchezza che sappiamo esprimere in tutto il nostro territorio regionale. E anche stasera sarà così, perché avremo modo di fare, come dire, una sorta di viaggio ideale in questa ricchezza, in questi patrimoni popolari, perché cominceremo con i canti della Gallura, poi quelli del Logudoro, poi il canto della Barbagia a tenore, il canto del Campidano, ma anche il canto di fede, di devozione, con i rosari dei cantori di Dolianova, e poi chiuderemo col canto a ballo, che è il canto di tutta l'isola, di quando si fa festa insieme, di quando ci si sente comunità. E dicevo però che il valore aggiunto di questa edizione è che in questa serata, in questa giornata, in questo appuntamento è stato inserito come dire, un riconoscimento, una cerimonia di premiazione che oramai sta pian piano assumendo sempre più una dimensione importante, condivisa dall'amministrazione, sempre di più dalla città, ed è il premio Tosondoro di Sant'Efisio, un piccolo riconoscimento che vuole, attraverso proprio l'amministrazione comunale e la città, dire grazie a quelle persone, enti, istituzioni che in qualche modo hanno un legame, danno un proprio contributo, aiutano l'amministrazione, la città, l'organizzazione a restituire alle migliaia di fedeli, di devoti, di appassionati, di turisti quel grande scrigno che è la nostra tradizione di fede, di devozione, ma anche di ricchezza etnografica. Ecco, quindi ogni anno c'è questo appuntamento, e quest'anno, come dire, l'appuntamento è davvero particolarmente sentito dal mondo delle tradizioni popolari, perché come ormai abbiamo avuto occasione di annunciare, fra qualche istante li chiameremo qua, avremo occasione di premiare colei che insomma dà un grande contributo alla festa di Sant'Efisio, proprio dal punto di vista della rigorosità, dell'attenzione, dell'autenticità della festa, ed è la dottoressa Franca Rosa Contu. Ma per come dire, portare questa cerimonia, per iniziare questa cerimonia di premiazione, io ho anche un doppio piacere e privilegio, quella di chiamare la commissaria straordinaria della nostra città, dell'amministrazione comunale, la dottoressa Luisanna Marras, che conosce bene insomma anche questo luogo e l'amministrazione di questa città, e per cui con molta gioia le chiedo di raggiungermi qui, così a lei do intanto la possibilità di introdurre anche le motivazioni, e poi chiameremo insomma la nostra festeggiata, colei che insomma avremo occasione di ringraziare attraverso questa cerimonia. Intanto ancora grazie, prego. Grazie mille. Intanto buonasera a tutti. Un altro punto di vista del Palazzo Comunale, bellissimo da qui in alto, con questo pubblico numerosissimo. Mi è già capitato negli anni di attraversare, avvicinarmi e vedere quanto poi quale gradimento sempre più intenso ci sia nei confronti di questi concerti, di queste serate, che sono un giusto e bellissimo, mi permetta di dire, accompagnamento ai festeggiamenti in onore di Sant'Efisio. Ovviamente aggiungere anche a queste serate e a quella che è comunque la festa di Sant'Efisio un riconoscimento speciale, e riconoscere anche man mano, so che non è la prima volta che viene conferito questo premio, il Tosondoro, sempre sono state personalità o gruppi di valore, devo dire, importante, fondamentale per la città e per l'intera Sardegna, devo dire, e mi piace molto quest'anno questa coincidenza e questa circostanza che l'attribuzione del Tosondoro riguardi una persona che conosco. Intanto perché ho un po' risparmiato la fatica che di solito si fa, perché quando si assegnano premi bisogna sempre fare un po' di ricerca, comprendere, entrare nella persona per poterne apprezzare il valore. In questo caso per me è
vi posso dire davvero una gioia dire che il Toson d'Oro verrà assegnato a una persona, a un'amica, una persona che conosco da tantissimo tempo, con la quale ho avuto modo di lavorare, la dottoressa Franca Rosa Contu, che è stata adesso in pensione, è stata una delle colonne dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, che voi sapete quale ruolo ha e riveste in tutta la Sardegna per i temi della conservazione, della tradizione, della valorizzazione del nostro patrimonio artistico, antropologico, di tutto quello che è la valorizzazione, in una parola, della nostra identità. E quindi io ne conosco il valore, e quando me l'hanno raccontata, quando mi hanno detto ma lei non può immaginare quanto severa, quanto attenta è stata, quanto è stato il suo impegno, mi pare 12 anni, non sbaglio quando dico 12 anni, preciso a titolo gratuito, perché queste cose bisogna dirle, si è impegnata in tutti questi anni con il rigore, sicuramente con la passione, con la tenacia che io le conosco, per fare in modo che tutti i gruppi che noi vediamo sfilare, i gruppi cavalieri con questi costumi meravigliosi, per farci capire che ogni costume ha in sé un valore, tutto quello che indossano ha un significato etico, un significato sentimentale, un significato morale, un significato di ricordo per la persona, per la sua famiglia, per il gruppo. E allora essere io ieri l'ho definita un po' anche lei una guardiana di Sant'Efisio, è un modo veramente di onorare e rispettare Sant'Efisio, è la festa. Chiamiamo la festa di Sant'Efisio, io ci tengo molto all'aspetto religioso, sono un po' attaccata a questo valore, e quindi avere una persona e riconoscere il valore e l'apporto che in tutti gli anni, con pazienza e con tenacia, Franca Rosa ha dedicato a Cagliari, a Sant'Efisio e a tutta la comunità e a tutti quelli, non dimentichiamo anche i turisti, che si affacciano, vedono questi costumi e restano strabiliati. Questi costumi hanno tutti, ogni tratto del costume ha un valore importante, e a lei è stato affidato il compito di restituire questo valore, e credo che nessuno avrebbe potuto meglio di lei svolgere questo compito, per cui devo dire sono onorata di essere io la persona che conferisce il Toson d'Oro di quest'anno. Franca Rosa. Che posso dire? Le parole sono state splendide, l'emozione è tanta, la gratitudine è tantissima, e io devo tanta gratitudine a tanti. E in primo luogo voglio ringraziare la mia famiglia, che in questi lunghi anni, e i miei insegnanti, lunghi anni di studio e di preparazione, mi hanno permesso di valorizzare, coltivare questi che sono studi, ma sono anche grandissime passioni. Nel lavoro si è fortunati quando si può anche avere passione nel farlo, e io sono stata fortunata. L'altra fortuna è quella dell'aver potuto incontrare tante persone, tanti appassionati delle cosiddette tradizioni popolari, che mi hanno dato tantissimo. Io ho dato qualcosa a loro, da ognuno ho avuto, anche da coloro che non erano d'accordo sul mio modo di presentarmi, sul mio essere talvolta un po' troppo vivace nel giudizio, ma ho pensato circa 15 anni fa che fosse necessario alzare un pochino la voce, perché quando i patrimoni collettivi rischiano di decadere, di sparire o di svilirsi per pigrizia, per incapacità, per mancanza di studio, non si può essere troppo teneri, bisogna dare una sveglia. E quindi questo è stato il motivo per cui tante volte ho dovuto, diciamo così, alzare un pochino la voce o assumere toni un tantino, come mi dicevano, ingiuntivi. Però abbiamo fatto tanta strada insieme, e lo posso dire con orgoglio, perché ho partecipato in questi anni alla crescita, credo, di tutti noi collettivamente. Sant'Efisio forse era nel mio destino,
Mio nonno paterno si chiamava Efisio e badate bene, era un Efisio di Orosei, a Orosei si chiamano i Fiseddu, che teneva lo stendardo popolare di Sant'Efisio, quello dove c'è la statua sorgente dalle acque del Golfo di Cagliari, a lato del suo grande armadio antico. Ecco, io questo Efisio l'ho conosciuto da bambino, naturalmente ho vissuto con mio nonno, che ha vissuto tutta la vita con noi. Quando mi è stato chiesto per la prima volta dal caro amico Ottavio di dare una mano per osservare e vedere un pochino in che cosa si potesse riportare anche l'abbigliamento tradizionale presente da sempre a Sant'Efisio a livelli di rigore maggiore, sono stata felice e onorata di questa, forse anche per questa tradizione familiare. Ringrazio quindi di nuovo tutti, alla dottoressa Marras un grazie speciale per le sue parole, a Ottavio per tutte le attenzioni in questi anni e a tutti quelli che mi hanno voluto bene, apprezzato o anche semplicemente cortesemente sopportato. Ringrazio ancora una volta perché comunque la strada si percorre tutti insieme. Grazie davvero. Allora, io vorrei dare il microfono alla dottoressa Marras perché dovrà consegnare e se vuole anche leggere la motivazione. L'amministrazione comunale di Cagliari, nel conferire a Francarosa Contu, storica responsabile del settore musei dell'Isle di Nuoro, il premio Tosondoro di Sant'Efisio, si unisce al sentimento collettivo di gratitudine per avere contribuito a formare in tanti anni di impegno e passione una corretta coscienza culturale sugli aspetti etnografici nel mondo delle tradizioni popolari sarde. Grazie alla costante divulgazione delle sue preziose conoscenze sul vestiario tradizionale e sui patrimoni collettivi nelle forme più antiche ed espressive, anche la solenne processione di Sant'Efisio nel tempo ha consolidato il grande valore dell'autenticità e quella serietà e sacralità che tale avvenimento richiede. L'organizzazione della professione del santo guerriero fa tesoro degli insegnamenti e suggerimenti che nel corso di questi anni di proficua collaborazione la dottoressa Francarosa Contu ha generosamente offerto. Grazie infinite. Grazie di cuore a nome di tutti e di tutto il mondo delle tradizioni popolari. Francarosa Contu, premio Tosondoro di Sant'Efisio, 368esima edizione 2024. Grazie ancora di cuore. Così accompagniamo con Cagliari, che è uno dei premiati tra l'altro del Tosondoro in occasione di un importante anniversario. Prego. Tra il Tosondoro lo scorso anno abbiamo avuto occasione di premiare e di conferire all'Arciconfraternita del Gonfalone, che custodisce il culto di Sant'Efisio. Abbiamo assegnato a loro, ancora prima alla memoria di Mimia Sanna, storico commissario dell'azienda autonoma di soggiorno di Cagliari, e abbiamo avuto modo di conferire questo premio a Luigi Lai, ai Tenores di Bitti con Daniele Cossello. Insomma, nell'Albo d'Oro quest'anno ci pregiamo di avere anche il nome della dottoressa Francarosa Contu. Io, prima di cedere la parola al professor Marco Luzzu, che ci introdurrà nel mondo del canto, di queste preziosità etnomusicali, voglio ringraziare davvero di cuore tutto l'ufficio turismo del Comune di Cagliari con il dottor Alessandro Cossa, ma tutti coloro che lavorano in questa struttura, che mi hanno dato la possibilità e il privilegio di collaborare con loro all'organizzazione e alla gestione della festa. Grazie davvero per tutto l'impegno che la città, che l'amministrazione mette in questo importante appuntamento di tutta la nostra regione. Chiedo a Marco di sistemare e preparare microfoni e quant'altro, perché come detto adesso inizia questo nostro cammino, questo nostro viaggio nel mondo del canto. Saranno tutte citazioni molto brevi, degli spazi brevissimi, perché vorremmo farvi ascoltare, vorremmo concludere insieme, partendo proprio dalla Gallura, poi dal Logudoro, poi la Barbagia col canto a tenore, poi ancora il Campidano, il canto di Fede di Dolianova, e concluderemo col canto a Bocheballo. Ma di tutto questo ne sa molto più di noi, insomma, il professor Marco Luzzu, etnomusicologo, docente di etnomusicologia dell'Università di Cagliari, che anche lui molto generosamente ogni anno ci aiuta, ci accompagna e ci
ci aiuta a capire meglio questa grande ricchezza musicale che noi abbiamo. Per cui vorrei, professor Luzzo, e a lui cedo il microfono, eccoci qua, anche con un applauso, perché è veramente di gratitudine anche per il professore. Grazie Ottavio, buonasera a tutti e tutte. Allora, intanto io sono molto contento di essere qua, di prendere parte, contribuire a queste serate, questa di oggi e quella di domani, connesse appunto agli eventi collaterali alle celebrazioni per la festa di Sant'Efisio. Serate che sono anche un'opportunità bella e rara per Cagliari, per il capoluogo dell'isola, di ascoltare le principali espressioni della musica di tradizione orale della Sardegna, che come sapete è dislocata in tutta l'isola, forse più nelle aree rurali che nelle città, e queste serate di Sant'Efisio sono una bella appunto opportunità per poter avere qua alcune delle espressioni musicali e dei protagonisti più importanti e poterli ascoltare appunto comodamente seduti qua tutti assieme. Il mio compito sarà quello di provare a darvi alcune semplici chiavi di lettura di questi mondi musicali, che in realtà sono mondi molto complessi, molto raffinati, sono mondi a cui i musicisti che vedrete, che sentirete, hanno dedicato la vita, dedicano la vita, e che è impossibile spiegare in pochi minuti. Però insomma cercherò, ripeto, di fornire almeno qualche, per chi non conosce queste pratiche musicali, qualche semplice chiave di lettura per appunto ascoltarli e poterli apprezzare in maniera un po' più consapevole. Ottavio ha parlato più volte di viaggio, in effetti il programma di stasera, che è stato concepito da Ottavio, che è direttore artistico di tutte queste giornate dedicate a Sant'Efisio, c'è l'idea di un viaggio attraverso diverse forme del canto di tradizione orale della Sardegna, che è un viaggio intanto geografico, per come l'ha costruito Ottavio, per cui partiremo dal nord dell'isola, dalla Gallura, e finiremo qui in Campidano. E essendo un viaggio geografico è anche un viaggio letterario, perché sapete che in Sardegna abbiamo, perché intanto sapete che tutte queste musiche a tradizione sono tutte in lingua sarda, non sono mai ovviamente in italiano o in altre lingue, e sono in tutte le principali varietà della lingua sarda, il campidanese e il lugudorese, ma anche le varietà alloglotte, tant'è che noi partiremo dalla Gallura, che è la regione geografica più a nord dell'isola, e sentiremo canti in lingua gallurese. Quindi è un viaggio geografico, un viaggio linguistico attraverso le lingue della Sardegna, e anche un viaggio attraverso la letteratura in lingua sarda, perché la musica sarda di tradizione orale ha questa cosa molto bella e molto particolare, non la troviamo dappertutto, cioè queste musiche di tradizione orale, questi musicisti che eseguono musiche di tradizione orale, nella scelta dei testi attingono spesso a testi che vengono dalla letteratura sarda, quindi da opere scritte, dalle opere della più importante e più nobile letteratura in lingua sarda, cioè i più importanti poeti della letteratura sarda, Peppino Mereu, Paolo Mossa, Padre Luca, Don Baigno Pes, eccetera, autori che hanno, cosiddetti poeti a tavolino, cioè che hanno scritto le loro opere a partire dal Settecento a oggi, hanno fornito i testi che i cantadores, che i cantori di tradizione orale utilizzano nelle loro esecuzioni musicali. Quindi, come dire, ascoltare queste musiche è anche una bella opportunità, ripeto, per fare un viaggio attraverso i più importanti autori della letteratura in lingua sarda. E sarà anche un viaggio attraverso diversi modi di esecuzioni. Noi sentiremo canti monodici, quindi a voce sola, soprattutto monodie accompagnate da strumenti, sentiremo la chitarra, sentiremo gli strumenti a mantice, l'organetto, quindi diverse varietà di strumenti, sentiremo il canto polifonico, la polifonia del canto a tenore, sentiremo i canti polivocali con i rosari di Dolianova, quindi anche una grande varietà di modalità espressive. E poi sentiremo, sapete che in Sardegna non esiste una musica tradizionale pansarda, cioè diffusa in tutta l'isola. Forse l'unica cosa che è ampiamente diffusa, che stasera sentiremo, è la melodia dei goccius, dei gosos, cioè degli inni di lode dedicati ai santi e alla Madonna, che si cantano effettivamente in tutta l'isola con melodie molto simili tra loro. Ma normalmente, le musiche di tradizione sono caratteristiche o di un'area geografica, che può essere ampia, abbiamo musiche che troviamo in tutto il Campidano, o che può essere molto specifica, addirittura un singolo paese di poche centinaia di abitanti conserva e porta avanti modi di esecuzione, modi di canto che sono specifici solo di quella comunità. E quindi non abbiamo appunto un'unica musica sarda, avremo diverse espressioni musicali e quindi diverse sonorità e diverse estetiche, diversi
idee di che cos'è il bello in musica e diversi modi per apprezzare questo bello in musica. Insomma, questa sarà un po' la sfida di questo grande viaggio e ce l'avremo proposto da alcuni dei nomi di primo piano, cioè da interpreti, cantanti, cantori, strumentisti che sono tra i più rinomati, ognuno per i propri generi musicali. Questo viaggio, vi dicevo, inizia dal nord, inizia dalla Gallura. A un certo punto succede che verso la metà dell'Ottocento, verso la fine dell'Ottocento, tutta una serie di modi di cantare diffusi nella Sardegna settentrionale, ed erano canti di serenata, erano canti di lavoro che magari facevano le donne mentre filavano la lana o gli uomini mentre lavoravano in campagna, eccetera. Tutti questi diverse tradizioni di canto, pratiche di canto diffusi nella Sardegna settentrionale, nel Logudoro e nella Gallura, in qualche modo prendono la forma di una esibizione pubblica di natura spettacolare. Cioè nasce alla fine dell'Ottocento la cosiddetta gara di canto a chitarra. Quindi queste forme che erano, ripeto, di cui non possiamo rintracciare le origini, che erano diffuse in varie parti del nord e che si eseguivano in vari contesti, diventano forme da eseguire sul palcoscenico. Nasce la gara di canto a chitarra logudorese, caratterizzata dal fatto che non si eseguono delle canzoni, cioè una melodia abbinata a un testo e un testo abbinato a una melodia, come siamo abituati a sentire nella popular music, tutta la musica che sentiamo per radio. In queste tradizioni esistono delle forme musicali che sono delle sorta di canovacci, di strutture che i cantori hanno in testa e che devono ogni volta personalizzare e reinterpretare in maniera sempre nuova. E questi canti nella gara di cantachitarra hanno una struttura ben precisa, si fanno 12 forme di canto che hanno sempre lo stesso ordine, alcune sono in lingua logudorese, altre sono in lingua gallurese. Allora partiamo proprio dalla Gallura. Io inizio a chiamare qua sul palco, insomma, qua a fianco a me, Adriano Piredda, che viene da Murtamaria, quindi vicino a Olbia, è accompagnato dalla chitarra di Lorenzo Mele, che ci eseguiranno appunto le 3 forme principali in lingua logudorese che si ritrovano nella gara di canto a chitarra. Questa musica intanto è accompagnata da una chitarra particolare, come vedete, che è una chitarra più grande di una normale chitarra classica, è la cosiddetta chitarra sardo, chitarra gigante, uno strumento specifico dell'isola, è nelle fattezze e nella tecnica esecutiva, come potrete apprezzare. E appunto sentiremo l'alternanza, il susseguirsi di queste 3 forme di canto, per le quali Adriano attingerà a diversi testi. Ci saranno alcuni testi composti da lui, perché molti dei cantatori sono anche autori di testi, ci saranno alcuni testi di tradizione orale, questi testi che tutti conoscono, che vengono tramandati ma di cui abbiamo perso gli autori originali, appunto, si tramandano per tradizione orale, oppure anche esempi di grande letteratura. Adriano canterà per esempio qualche verso di Don Baigno Pes, Don Gavino Pes, che è stato un sacerdote ma il più importante poeta in lingua gallurese, un poeta vissuto nel Settecento, e appunto molto amato e molto cantato in Gallura. Ma forse mi fermerei qua, nei prossimi interventi parlerò via via sempre meno e sentiamo appunto i canti galluresi, quindi galluresa, filugnana e corsicana, Adriano Piredda accompagnato da Lorenzo Mele. Prego. Dalla Gallura in fiori
marito corsicana bella. La patrona di Gaddura le monò il locusanto incoronata d'incanto così bella creatura. E la patrona di Gaddura le monò il locusanto incoronata d'incanto così bella creatura. La patrona di Gaddura le monò il locusanto e incoronata d'incanto così bella creatura. E incoronata d'incanto così bella creatura. Adriano Piredda e Lorenzo Mele, grazie mille, grazie tante. Dunque, durante la premiazione a Franca Rosa Conto è stato citato più volte l'ISRE, l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, e adesso da dietro le quinte Ottavio Nieto mi ricordava di segnalare, di ringraziare ufficialmente l'istituto, perché collabora attivamente durante l'organizzazione appunto delle celebrazioni per la festa di Sant'Efisio. C'è anche qui in sala il dottor Marco Mulas, che è il direttore tecnico scientifico dell'istituto, un istituto col quale io collaboro proficuamente, per cui lo ringraziamo e lo salutiamo. Allora, dalla Gallura iniziamo a scendere, arriviamo al Logudoro. Vi dicevo che appunto i canti diffusi chissà da quanto tempo per tradizione orale in Gallura e Logudoro a un certo punto vengono agglomerati in questa forma del canto a chitarra, e questo genere che ha avuto e continua a avere la capacità di rinnovarsi nel corso del tempo. Per esempio, un'importante innovazione avvenuta negli anni 60 del Novecento è, nonostante il nome resti canto a chitarra, l'introduzione di un altro strumento musicale per accompagnare i cantadores, che è appunto la fisarmonica a piano che vedete qui alla mia destra. Per cui oggi è molto più comune durante le gare, in occasione delle feste o nelle varie occasioni in cui si tengono le gare di canto a chitarra, avere un accompagnamento garantito appunto dalla chitarra sarda e dalla fisarmonica. Anche in questo caso vi ho già detto che qua non ci troviamo di fronte a delle canzoni, ma a delle forme musicali che devono essere, che sono una sorta di riferimento per i cantadores, che devono volta per volta rinnovarle, improvvisandoci sopra e così via. Lo fanno dal punto di vista melodico, lo fanno dal punto di vista testuale, perché appunto nei generi del cantachitarra non esiste un testo predefinito, ma per ogni forma di canto tu puoi cantare qualunque testo purché rispetti una determinata forma metrica. Allora, noi oggi sentiremo le prime 3 forme che si eseguono durante la gara. La gara ha sempre una scaletta fissa. Posso interromperti un secondo? Sì. Abbiamo cambiato un pochino lo svolgersi dei brani. Al posto della nuoresa facciamo 2 canti classici. Che sono? Il si bemolle e la disperata. Poi ti spiegherò che disperata devo fare. Va benissimo. Allora, non facciamo più, come giustamente mi dice Gianni, canto in re, nuoresa e muttos, che sono le 3 forme con le quali inizia normalmente la gara, ma partiranno col canto in re. Poi
Mutos secondi, e poi chiuderanno con due, diciamo, le forme finali della gara vengono dette canti classici, ne esistono diversi, e uno sarà disperata e l'altro mi ha detto mi è là, si bemolle, il si bemolle. Quindi sentiremo 4 di queste forme. Questa è anche una bella occasione per ascoltare poesie di diversa proveniente, ma anche di diversa forma metrica, perché col canto in re si cantano poesie in metro ottonario, con la disperata si cantano poesie in metro endecasillabo, e con i mutos si canta il settenario. Queste sono le principali forme metriche della poesia sarda che ritroviamo in musica. L'altra cosa interessante è che voi sentirete i 2 cantatori che si alternano, ognuno dei quali esegue delle bogues, sono dei percorsi melodici che saranno via via più complessi. Ecco, il cantachitarra è proprio la più importante espressione di bel canto in Sardegna, cioè i testi hanno una provenienza importante, sono testi anche pieni di significato, ma chi va a ascoltare queste performance musicali apprezza soprattutto le capacità vocali di questi cantatori, che vedrete eseguono delle melodie che sono continuamente in movimento, c'è un'estetica dell'abbellimento, del melisma, dell'ornamentazione che è importantissima, e poi queste bogues, questi percorsi melodici che saranno ogni volta più complessi. C'è proprio anche una dimensione, diciamo, agonistica di virtuosismo e di espressione di agilità vocale, di virtuosismo tecnico, che appunto è ciò che poi l'ascoltatore competente vuole apprezzare. Io mi sa che ho detto tutto, vi devo solo presentare Gianni De Nanni, che viene da Chiaramonti, e Tino Bazzoni, che viene da Usini, accompagnati alla chitarra da Nino Manca e alla fisarmonica da Graziano Caddeo. Buon ascolto. Caros amigos, hoy escucharé
incanto, fa che processione dai castello a Nora e fisi un santo che a ti amata Flora non via paragone, bellezza e incanto, fa che processione, bellezza e incanto, che a ti amata Flora non pinda paragone. Mala e castello a Nora che fa paragone, che a ti amata Flora, bellezza e incanto. Ma che a ti amata Flora. Bello de a su comitati, che ha preferito Miana, produtta occasione. Lo de a su comitato, tutta bella serata, de soddisfazione su coro mi ha turbato. Ha preferito Miana, e su coro mi ha turbato, de soddisfazione tutta bella serata. Ma per questa occasione, questa bella serata, su coro m'ha turbato de soddisfazione. Ma questa bella Tino Bazzoni vi esegue il Si bemolle. Non
Allora, un attimo di attenzione perché vi spiego adesso perché c'è stato questo cambiamento di programma. Noi veniamo dal nord, no? Dalla provincia di Sassari. Per voi Gigi Riva era un dio per tutta la Sardegna, ma soprattutto per Cagliari. Siccome il giorno che è morto, siccome ogni tanto faccio qualcosina, scrivo qualcosina, io ho scritto un'ottava per Gigi Riva. Ve la voglio prima recitare e poi ve la canto. Mi vedete col telefonino? Vabbè, cosa devo fare? Non me la ricordo, non l'ho mai cantata. Abbiate pazienza. Ci proviamo, grazie. Allora, il titolo è Gigi Riva, sardu de sentidos, perché ne aveva sentimenti da sardo, grazie a Dio. Gigi Riva, eterno campione, ha dato lustro a suo popolo sardo. Tutta vita, figura e baluardo, bandela e s'italico vallone. In alto ha pesato si stendardo e s'orgoglio della nostra regione. De certo, e che intradi si storia e progrusso su mondo oggi rende sa gloria. Grazie.
si storia e il suo mondo è dire de gloria e il suo mondo è di Gianni De Nanni, Tino Bazzoni, Nino Manca e Graziano Caddeo, chitarra e fisarmonica. Grazie mille. A voi. Allora, proseguiamo il nostro viaggio, andiamo ancora più a sud, verso la Sardegna centrale, verso la Barbagia, con il canto a tenore, che immagino tutti voi conosciate, questa forma di polifonia a quattro voci maschili tipica della Sardegna centrale, iscritta nel 2008 nelle liste rappresentative del patrimonio immateriale dell'umanità dell'UNESCO, quindi insomma con questo importante riconoscimento a livello mondiale. Il canto a tenore è una forma di polifonia, di canto a più voci, ma qualcuno, in particolare un importante etnomusicologo francese che ha tanto lavorato in Sardegna, lo ha definito come una polifonia di timbri, perché sono importanti i movimenti melodici di queste quattro voci, ma sono altrettanto importanti i timbri delle loro voci, la qualità del suono delle loro voci. E in particolare sono molto note e colpiscono l'attenzione di chi non conosce questo canto il timbro delle voci più gravi, del subbasso e del sagontra, che utilizzano una particolare tecnica di emissione vocale detta appunto throat sing, canto gutturale, che conferisce questa sonorità unica al canto a tenore. E allo stesso tempo però noi possiamo pensare il canto a tenore anche come una forma di monodia accompagnata, perché i quattro cantori eseguono tutti melodie diverse ma hanno anche dei ruoli diversi, e c'è una voce solista, c'è un leader che è appunto Saoghe, che è colui che intona per primo il canto ed è l'unico che intona il testo verbale, che intona appunto le famose poesie di cui vi parlavo prima, mentre le altre tre parti, dette bassu, contra e mesaoghe, accompagnano Saoghe intonando delle sillabe nonsense, insomma delle sillabe che non hanno un significato, sono dei suoni che vengono apprezzati per la loro dimensione appunto acustica e sonora e non per il loro significato. Io intanto l'inizio a invitare qui il tenore Sangavino di Oniferi. Ora, voi avrete notato che io sto sempre dicendo la provenienza dei cantadores, insomma dei musicisti. In questo caso è particolarmente importante perché nel canto a tenore esiste un concetto che è il concetto di moda, sa moda in sardo, non la moda in italiano, che è lo stile di canto del paese. Cioè il canto a tenore è diffuso in diverse decine di paesi della Sardegna centrale, ma in ogni paese si canta con uno stile diverso, che è uno stile dei quali ovviamente i cantori sono molto orgogliosi, ma che è proprio, come dire, riscontrabile all'orecchio. Chi ha un po' di esperienza di cantatenore riesce immediatamente a riconoscere lo stile di canto di un paese dallo stile di un altro. E allora è importante, quando si presenta un gruppo di cantatenore, ricordare sempre la provenienza. Il tenore Sangavino, che è un gruppo che ha un percorso, insomma, una lunghissima carriera di concerti in Sardegna, in Italia, all'estero, di collaborazioni con numerosi musicisti, però appunto è il tenore Sangavino di Oniferi, cioè esegue la moda, lo stile di Oniferi, che oggi possiamo apprezzare. Faranno in occasioni così, quando viene dato loro poco tempo, fanno una sorta di suite che presenta le principali forme della tradizione oniferese, quindi partiranno con Saseria, poi Salestra, poi i canti a ballo e i muttos per finire. Francesco Pirisi, che è Saoghe, che sta qui alla mia destra, oltre... Io qua sono di parte, ma oltre ad essere una delle boghe a tenore più belle della Sardegna, perché chi ama il canto a tenore non può non amare la voce di Francesco, è anche un grandissimo conoscitore di poesia, un esperto di poesia sarda, per cui è sempre interessante sapere da quali poesie lui attinge. Lo fa improvvisando sul momento, quindi è anche altrettanto difficile sapere prima che cosa canterà.
prima ci ho provato, probabilmente canterà due dei più importanti poeti della tradizione letteraria sarda, che sono Antioco Casula Montanaro e Peppino Mereu, e poi chissà che cos'altro. Il tenore Sangavino di Oniferi, a voi. In su busile a codo, a fusta in mano, in sopra di una rocca incappucciato, a incontravo a zio, un bostiano. Giuda e 30 anni a sa sola in sa serra arbuscosa de diviso. Io che a sa cara e colore sola los calzones pienoso e de guiniso. Salude minetti se a mal gusto e te arvedo Cao e mine mancato un gusto non ha poi lui ha poi risposto è sempre in costarte de malo cristiano in vita che posso lo stesso salvator mannoso se non credies che sia impertinente e nada mi che sti amica e sazzara si appoggiai sa mano a una barra e cominciai via minoreddu e canna prima mamma e misereddu che a cudo schilo suo sa perdiu che a cudo schilo e male vei casi e gente anzena sera que orfanusena panno indosso chi mi dai carchi sicco e solo e carchioso a portarva amico in sa scresura e mi sta io e mora in pomene sardie spiurdura sacca il no che pariata
fanno e ti sei si francau, vere are musere vina como, vere penteina fanno, querer mudare stato, non ti può dar diavolo sin l'uomo, non dar diavolo sin l'uomo. Ho in su dispero, chi biru casa vero, le soli io lo capo non mi dromo, ma si scusata mia, non asa essere fragile così, non asa essere fragile così. E loro er macchine, amara save cesa, su capo di sazovane dave, ma che la de umile, abbandona sin presa, si querer vive skin felicidade, si querer vive skin felicidade. Riccarchi femminetta, ti mostra sa gonnetta, la casa tu vote castidade, no ames in su seri, usino di narocchino a scrittere, usino di narocchino a scrittere. Pervezze impotente, le mani sali sprone, credo una paz per Dio usa virtude, non ser manco decente, a uno carrettone, raccollare una prudera rude, raccollare una prudera rude. Tropea e si dipesa rea, del deschitti rughina sa salute, de pila ser del fisico e si musere le armonistisico, e si musere le armonistisico. Ai te se ha devido esclamare. Si una volta vos stavo via, come tenía que me ayudar, como tenía que ayudar, juntos que de salud tirarme, hablarmos un cirugía, la vuelta para que suba la hipócrita canalla, marambala, uno la pone, uno pugnale, a uno la pone. Parte finale, sospirare, poca su che frasico, mone, se tenere solo funerale, con tu mano, condannato e stistato, fino a pillica non è reclusione, pillati compagnia, sera non ti linea sa me, la dimostrati passare con sa mano, veus pochino, da che soldado poi scrive, devi la mina
ma che vado, ciarlatano regale. Imprudente, lui che scrive un poco mafioso, e costame le brodi, e non ti manda tu, non va affettuoso, che tu chi manda tu lo so, te ne fiore avanti, lo sorda osa guerra. Che tu chi manda tu che per la diamante, che sole sparti in terra, brilla soy stuoso. Te ne fiore avanti, brilla soy stuo, che sole sparti in terra, che per la diamante. Canta sa pastorella che moghe armoniosa. Si dimanda bella, vecchia se si sposa e nara chi se sa mia. Canta sa pastorella, nara chi se sa mia, e de chi se si sposa si dimanda bella. La che di loro sei casa di Gesù a Sandira, Sandira, resta santo Giacomo a mia pesa bei a Giaruo a Cuba mancare a pago a Sandira, Sandira, pago a Giaruo a Cuba mi e pesa bei a Sandira, Sandira, era tu Ioanne mare a battezzata Deo sin garrela essa rosa a Sandira, Sandira, era tu Ioanne mare da senti invidiosa, o caratava mare a ti e bene meo a Sandira, Sandira, al muro de presone fatto sul de granito bagnador de pianto a Sandira, Sandira, al muro de presone a su manconzi tanto mandami lui scritto e consolazione a Sandira, Sandira, mamma mia. Grazie. Tenore Sangavino di Oniferi, grazie mille anche a loro. Allora, sapete che l'isola è più lunga che larga, quindi il viaggio è lungo, ma siamo arrivati al Campidano, siamo arrivati alla tradizione del canto campidanese, che è una tradizione ricchissima, ricca di forme musicali, forse meno conosciuta in generale rispetto a ciò che abbiamo sentito sino ad ora, e inizio a chiamare sul palco Peppino
Patteri, di quarto accompagnato da Romeo Dentoni. Il repertorio dei canti campidanesi può essere accompagnato in varie maniere, insomma, molto diffuso ovviamente l'accompagnamento con le launeddas, ma altrettanto quello con la chitarra. Vedete già che lo strumento è diverso rispetto agli strumenti che abbiamo visto per accompagnare il canto logudorese e gallurese. Noterete che è molto diversa anche la tecnica esecutiva, il modo in cui si accompagna il canto. Romeo Dentoni è il più importante esponente dell'accompagnamento ad arpeggio, quindi senza l'utilizzo del plettro, della pennina, ma con l'utilizzo delle dita ad arpeggio, e Peppino Patteri ci proporrà due delle forme più importanti del canto campidanese. Una è quella del scanzone a curva. I scanzoni sono una serie di forme differenti tra loro diffuse in campidano, sono forme innanzitutto poetiche che hanno delle strutture metriche ben definite e ben complesse, e esistono canzoni a torrada, esiste canzoni longhe, esiste canzoni a curva, che è appunto il genere principale. Questi testi venivano scritti da autori illetterati o colti e tramandati attraverso fogli volanti per lo più, e sono l'esempio più importante di canto narrativo in Sardegna. In Sardegna si canta tantissimo la lirica amorosa e non si raccontano storie. Nelle canzoni a curva lo si fa, si raccontano storie, fatti di cronaca. Ci sono canzoni che raccontano di fatti tragici, che so, l'alluvione di Quartu del 1899, o fatti di cronaca. Esistono canzoni a curva per la tragedia di Alfredino Rampi, qualcuno di voi ricorderà il bambino che cadde nel pozzo nel 1980 o 81, e esistono appunto canzoni che trattano vari argomenti. In questo caso Peppino ci proporrà Suganario, che è un testo composto da Fidelilai, cantore e poeta improvvisatore, che appunto per tema un canarino, ma diciamo c'è dietro il tema della libertà. Lo stile campidanese prevede sempre l'impiego di metafore. E poi i goccius che appunto sono inni di lode che noi abbiamo sentito in questi giorni, eseguiti dall'Arciconfraternita del Gonfalone, o con le sole voci o accompagnate dalle launeddas. In realtà possono anche essere accompagnati dalla chitarra, e quindi ci eseguirà i goccius per Sant'Efisio nella versione appunto per voce solista e chitarra. Peppino Patteri, Romeo Dentoni, buon ascolto.
Grazie a Peppino Patteri e a Romeo Dentoni. Grazie tante. Allora, io inviterei a salire, perché il gruppo più numeroso, i Rosarianti di Dolianova, magari mentre prendono posto vi racconto un po' qualcosa. Intanto abbiamo iniziato grazie a Peppino, questo percorso verso i repertori religiosi, verso i repertori connessi alla sfera del sacro, alla devozione. E i sardi hanno, come dire, sviluppato nel corso dei secoli diverse maniere per esprimere la propria devozione in musica. E una di queste sono gli inni di lode, i gozos, i goccius dedicati ai santi e alla Madonna. L'altra sono i rosari cantati. La pratica del rosario in realtà è una pratica diffusa in tutto il mondo cattolico cristiano, e in Sardegna c'è una cosa molto bella, per cui esistono dei paesi in cui il rosario si fa in italiano e in quel caso il rosario è sempre recitato, e poi delle altre in cui il rosario è in sardo e in quel caso il rosario è sempre cantato. Ed è cantato un po', quando parlavo del canto a tenore parlavo delle modas locali, cioè degli stili di canto locali, mentre nei goccius è vero solo in parte, cioè la melodia dei goccius è quella, può variare leggermente da un paese all'altro, in qualche caso varia in maniera significativa, ma insomma la riconosciamo sempre. Per i rosari c'è veramente qualcosa di molto simile al canto a tenore, ogni paese, ogni comunità canta il rosario con una melodia che è propria. E allora questo significa che cantare il rosario in questo modo è una maniera per esprimere ovviamente la fede, la devozione, ma è anche una maniera per esprimere la propria identità come paese, come comunità, affermando in qualche modo noi cantiamo siamo una comunità perché cantiamo tutti il rosario nella stessa maniera e la cantiamo in maniera diversa da quella del paese a fianco. E il rosario è una struttura per certi versi, per certi aspetti ovviamente simile, cioè analoga a quella del rosario che tutti conosciamo, per cui una sequenza di preghiere. Si parte col Gloria, che si fa ancora in lingua latina, poi ci sono le giaculatorie, l'allabau, il laudau, e poi il Padre Nostro e nella esecuzione contestuale le 10 Ave Maria, quindi ogni posta le 10 Ave Maria, e poi si rinizia questo ciclo. Ovunque si cantano i rosari, l'assemblea dei fedeli si divide in due cori, che in questo caso come vedete sono uno maschile e uno femminile, quindi si formano questi due semicori che dividono le preghiere a metà, quindi intonando la prima parte del Babbo Nostro e poi un altro coro la seconda, e poi lo stesso per il Deus ti salve Maria, e a ogni posta questi due semicori si invertono, e questo ci dà la possibilità di sentire appunto melodie diverse a ogni posta. Nonostante la pratica del rosario sia estremamente diffusa, in realtà è poco studiata, gli etnomusicologi non se ne sono occupati tanto. Noi abbiamo con l'Università di Cagliari un progetto di ricerca e di documentazione, abbiamo documentato per ora un centinaio di paesi, ma pensate, gli studi sono così indietro che non conosciamo bene neanche i confini areali di questo fenomeno. Sappiamo che è tipico della Sardegna del sud, della Sardegna meridionale, si sale, si arriva sino alle Barbagie e poi a un certo punto questo fenomeno scompare e nel nord dell'isola si fa il rosario in italiano, quindi recitato. E tra le pratiche del rosario del sud, anche qui sono di parte perché, come dire, perché ci sono anche le mie passioni qua. Il rosario di Dolianova è uno dei più belli. Io quando l'ho sentito per la prima volta, in realtà in una festa a Siurgus Donigala, perché a Siurgus Donigala per la festa di Santa Maria c'è una devozione degli abitanti di Dolianova per cui vanno a partecipare a quella processione. È un rosario meraviglioso nelle melodie, nel modo in cui si intrecciano le parti, nel comportamento melodico. E quindi insomma sentiamo questo rosario che è espressione di devozione di questa comunità, ma che come sentirete sarà anche molto bello e interessante dal punto di vista musicale. Non so quanto farete, ma lo deciderete voi, non ovviamente tutte le 5 poste, le 50 Ave Maria, però i fedeli, un gruppo di fedeli di Dolianova e il rosario di Dolianova. Prego.
Grazie mille ai rosarianti di Dolianova, Don Mario. Vi chiedo di prendere giù che abbiamo un ultimo ospite, grazie e complimenti ancora. Lo accennava Ottavio, ogni festa che si rispetti in Sardegna prevede i momenti di devozione, i canti della devozione, ma prevede anche i momenti della festa e del ballo. E in effetti il canto monodico è sempre stato in tutta l'isola una modalità importante per cantare il ballo. Il canto a Boghesola è una pratica storicamente attestata in tutta l'isola. Dicevo, quindi insomma, i canti a ballo si possono eseguire a voce sola, ma si possono eseguire anche accompagnati dallo strumento. Oggi abbiamo un grande cantore di canti a ballo che è Francesco Fais, che proviene da Santo Lussurgiu, quindi in tutto questo viaggio siamo tornati al centro dell'isola, accompagnato da Giacomo Crobu all'organetto, alla fisarmonica, all'organetto diatonico, e visto che era qui, l'avete già visto, si è unito anche Lorenzo Mella alla chitarra, e quindi eseguiranno diverse forme, diversi generi di canto al ballo, dal canto campidanese a Suvallittu a Suvassu Edrese. Vi ringrazio insomma da parte mia per l'attenzione e vi lascio a Francesco Fais, Giacomo Crobu e Lorenzo Mella. Sante figli di Gesù,
dice una creatura che a te mi spacca buon umore, adesso si incarrera ieri. Balla basitamente, un bello portamento sei sicura, e scattazza gente, a sera graziato una tosura, ti dimando come te, t'ha dato tanto il dono sana tu, hey! A duro tia Mariola, e l'ha pigliato sa, e l'ha pigliato sacco al suetto, e l'ha pigliato sa, e l'ha pigliato sacco al suetto. Quindi cantas ancora tu signoro, non sta solita tu, non sta solita tua melodia, non sta solita tua, non sta solita tua melodia. Venia io calana, come cosa mi fa che compagnia, una tilliriana, ti cherzo cantare in poesia, e che una campana deve sentire questa che è mia. Queste cantate ancora tu signoro, non sa solita tua melodia, non sa solita tua